sgridare le banche. Si sa, le banche in Italia, ma non solo in Veneto, appunto, in Italia, sono sicuramente molto spesso molto poco disponibili a dare credito in periodi di difficoltà, tendono a chiudere i cordoni delle borse, ma questo non è una cosa tipica del Veneto, è la normalità italiana. Chiunque conosca qualcuno in Lombardia, in Toscana, in Emilia o in Lazio piuttosto che nelle Marche sa che il tema è su tutti i giornali tutti i giorni ed è un problema italiano, non è un problema veneto. Quindi non basta dire dagli all'untore alle banche per dire che questo risultato è imputabile a loro, non è possibile che solo le banche del Veneto siano, come dire, così strozzine e tutti gli altri no. Se il problema è nazionale, evidentemente questo è un problema spalmato. L'altra grande questione che non potevano non vedere la nostra attivazione è stato che il CIPE, il Comitato Interministeriale Prezzi, il 13 di maggio ha fatto una delibera molto bella, ha messo in campo 11 miliardi e 800 milioni di euro per le infrastrutture in Italia. Sono arrivati soldi un po' dappertutto, il Veneto è rimasto escluso e noi appunto avevamo alcuni progetti fondamentali e l'attivazione di quella metropolitana di superficie che è stata finanziata il primo stralcio nel 1999, sono passati ormai 12 anni e siamo ancora lì con i soldi di Prodi del 1999 e con il primo stralcio finanziato. Col secondo non ci siamo ancora e il primo non è completato. Allora questa cosa è stata un ulteriore campanello d'allarme. La terza, la quarta, ancora questa secondo me molto importante, è stata quella dei mondiali di Cortina. Ora, non che a me interessasse particolarmente come Partito Democratico che avessimo i mondiali a Cortina, ma siccome la gente quando parla deve sapere che ci sono delle conseguenze, nel senso che se uno promette determinate cose poi le deve mantenere, non è possibile che si accetti continuamente che alle promesse non seguano i fatti o non si giustifichino perché i fatti non arrivino. Allora, se si dice, vabbè, le Olimpiadi sono andate, ma arriveranno sicuramente i mondiali di Cortina, e poi i mondiali non arrivano e io vado a vedere che la ragione per cui non ci danno i mondiali a Cortina è che chi arriva a Venezia deve andare a Cortina e si mette 5 ore e mezza tra treno e autobus per arrivare, quindi la Federazione Internazionale Sport Invernali ha detto no, le infrastrutture del Veneto non sono adeguate. E ancora, di nuovo, una bocciatura sulle infrastrutture del Veneto. Allora, se tanto mi dà tanto, abbiamo pensato di fare una bella nota stampa in cui con un po' di ironia abbiamo detto delle due l'una. O il Veneto da quando è arrivato Zaia, come dire, è ghiallato, insomma, porta nera, o bene che qui è meglio che qualcuno ci dica che cosa intende fare per i problemi seri delle imprese e delle infrastrutture del Veneto. Perché i dati sono talmente eclatanti che non è possibile negare l'evidenza. Pretendiamo di fare un tavolo e di avere risposte, perché questa è una questione serissima che interessa a tutti e non possiamo negarla usando le banche piuttosto che qualcun altro. Apriti cielo. Evidentemente, come dire, la politica è fatta anche di persone superstiziose, cosa che io non sono, perché sono nata il giorno 17, per l'appunto, per caso, a 8 mesi e poco più, in una casa che non era neanche la mia, quindi figurarsi, voglio dire, io la vita l'ho affrontata subito con energia e con coraggio, ho capito che dura sarebbe stata e non era un problema, insomma, no? Bisognava imparare a sorridere fin da subito, anche della sventura. Per cui pensavo di avere come Zaia, che è abbastanza giovane, dico, insomma, questo dirà delle due l'una, forse, come dire, il Presidente del Partito Democratico non ha detto qualche stupidaggine, ha detto delle cose vere. Diciamo che io non porto sfortuna, ma che i problemi che ci sono li risolviamo. Io mi sarei aspettata questo, no? E invece no, se l'è presa, ha detto, ma come si permette di dirmi che sono io che, vabbè, io non l'ho detto che porta sfiga, è una parola che non uso e non mi piace, ma insomma dopo i giornali è chiaro che si ricamano sopra, però dico, chiunque avrebbe detto, beh, effettivamente inanellare una serie di negativi, insomma, di negazioni, di insuccessi così, e non preoccuparsene non è positivo, insomma, perché è anche sintomo di una scarsa volontà vera, insomma,
di occuparsi dei problemi di questo genere. Invece la reazione è stata scomposta, molto violenta, molto arrogante, ha detto che con me non parla più, che gli devo chiedere scusa, non ci penso neanche. Non vi siete più sentiti dopo questa dichiarazione? No, io gli ho mandato un messaggio, gli ho detto guarda, questa cosa non ti rende merito, onestamente ti pensavo migliore, ma non hai capito niente, sei proprio a terra con le cose rotte. Molto male, perché va bene solo le battute di Berlusconi, allora quelli che capiscono e sono gli altri che siamo noi che quelli che non colgono. No. È una sfumatura, una battuta, niente, le nostre non vanno bene. Le nostre hanno uno scarsissimo senso dell'ironia, è negativo questo, e oltretutto non riescono a cogliere il senso di ciò che si dice, anche perché era molto chiaro, mi sono riletta il comunicato stampa e non lasciava alito a dubbi. Cioè diceva delle tue lune decidi o sei sfortunato o evidentemente qui il problema c'è, insomma, no? Ma era chiaro che non era sfortunato e il problema c'era, cioè quella è un'osservazione retorica, no? È retorica, quando uno non gli puoi dire guarda che sei un incapace, gli dici guarda che forse tanto fortunato non sei. Ha scelto il meno peggio. Ha scelto l'incapace, va bene, insomma, vedete una perché non poteva essere diversamente. Va bene, abbiamo preso un po' larga però.